Cultura e musica argentina approdano al Museo Archeologico San Nicola di Agrigento. Si è svolta ieri sera l'iniziativa promossa dal Centro Culturale Pierpaolo Pasolini, che ha visto presente una delegazione della cultura argentina con varie personalità, presenti poeti, scrittori e giornalisti argentini. L'atmosfera è stata poi arricchita dall'intervento musicale del Quarteto Petrus della Filarmonica di Buenos Aires. Nel corso della serata è stato anche presentato il progetto di scambi culturali La Via del Mare dell'artista italo-argentino Silvio Benedetto, un artista parecchio conosciuto in provincia di Agrigento. A lui si devono le opere della Divina Commedia che si trovano nella villa comunale di Campobello di Licata. L'incontro, rivelatosi un successo, è stato realizzato grazie al Museo Archeologico Regionale di Agrigento e dall'assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana. Nel corso del suo intervento il presidente del Centro Pasolini, Maurizio Masone, ha sottolineato l'importanza della serata culturale per la presenza di intellettuali e musicisti argentini, rimarcando come le due culture, quella italiana ed argentina, abbiano tanti punti in comune.